Dea, magica dea, tu sorprendi tutta la tua città, ma ci sorprendi da 0-2 a 2-2. Buonasera a tutti amici, da Napoliello 87 e Forza Naples. Grande Dea che da un 0-2 va a recuperare la partita 2-2, voglio. Ma bella partita emozionante. Primo tempo per la Fiorentina, secondo tempo diciamo meglio l'Atalanta. È stata veramente una bella partita. La Fiorentina, Chiesa e Ribéry secondo me i migliori. La fase difensiva bene nel primo tempo che ha difeso bene. Poca Atalanta, diciamo primo tempo più Fiorentina, Ribéry migliore in campo fino al 70° per la Viola che fa un grandissimo gol su assist di Chiesa dopo che Chiesa fa gol su una deviazione, su una deviazione fa gol Chiesa, poi fa l'assist per Ribéry. Gasperini fa due cambi verso mezz'ora dalla fine, sì, verso mezz'ora dalla fine entrano il Papu Gomez e Ilicic. Voglio, che succede? Che succede? Cambiano totalmente la partita della Dea. Cambia l'Atalanta. Sì, cambia l'Atalanta. Perché loro due sono i protagonisti. Assist del Papu per Ilicic. Grandissimo gol di Ilicic. Petto sinistro, grande gol. Grande gol dove Dragoschi non può arrivare. Veramente un grandissimo gol. Già quando aveva la palla sui piedi, stava per far gol. Mi sembra il centrocampista, ora non vado errato, chi è, non mi ricordo, però già fa un grandissimo intervento a stoppare Ilicic, ma poco dopo fa un grandissimo gol. La Fiorentina ci crede, l'Atalanta ci crede perché la partita nel secondo tempo la prende in mano lei, cerca il tutto per rientrare in partita e dopo il 2-1 fa un altro gol alla Dea, però questo viene annullato per un fuorigioco da parte dell'Atalanta. L'Atalanta così facendo trova comunque il pareggio lo trova nel finale, Wagyu clamorosamente con un gran gol di Gosens, bellissimo tiro di esterno, Wagyu dove non può arrivare a Dragoschi e festeggia l'Atalanta, questo pareggio meritatissimo perché nel secondo tempo l'Atalanta ci ha creduto più della Fiorentina che è rimasta tutta schiacciata dietro, ha avuto paura secondo me dell'Atalanta perché l'Atalanta veramente è entrata in campo con un altro piglio, proprio con la voglia di spaccare, proprio con la voglia di spaccare la partita sta Atalanta. Cioè, si è vista proprio l'Atalanta che voleva vincerla e così facendo l'ha portata a casa. Cioè, non ha portato a casa, che ha portato a casa un pareggio. Comunque il pareggio tutto sommato direi giusto perché l'Atalanta è venuta fuori nel secondo tempo, primo tempo la Fiorentina, metà tempo a testa e direi risultato giusto. L'Atalanta che comunque dopo una bruttissima prestazione in Champions League si riscatta un po' con questo pareggio anche se i tifosi avrebbero voluto una vittoria ma la Fiorentina che è partita praticamente con un primo tempo da grande squadra, un'ottima squadra. Chiesa e Ribéry proprio su tutti. Vabbè, lo sappiamo che sono poi i più attesi da parte dei Viola, specialmente Ribéry, nuovo acquisto, giocatore d'esperienza che secondo me è stato il migliore da parte della Viola. Dall'altra parte Ilicic perché non solo ha fatto gol, era in tutte le azioni pericolose dell'Atalanta. Voglio, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Buona serata a tutti da Napoliello 87 e Forza Napalessa.